Allora, signore e signori, benvenuti a Salotto. Facciamo un applauso così, rompighiaccio, un applauso scacciavirus. Siamo qui al Lab questa sera, ricordiamolo, ma siamo anche in contemporanea chissà dove, perché siamo anche in streaming sul canale di Corto Corto, poi andremo sulla radio, su Radio Reporter 99.9 qui sulle frequenze locali, ma più avanti, e questa sera abbiamo veramente un menù particolare, perché abbiamo due progetti interessantissimi. Tra poco avremo il piacere di ritrovare, almeno nel senso che io l'ho già seguito nella sua preparazione, di vederlo però finalmente dal vivo e quindi presentare questo suo ultimo lavoro che si chiama Miraggi. Abbiamo qui questa sera l'atleta, facciamogli un applauso di incoraggiamento, sta scendendo le scale. Ma una novità, perché loro non sanno quando usciranno con l'EP, non sanno ancora magari se poi ci metteranno una batteria veramente o invece useranno una batteria elettronica, ma noi siamo contenti qui di averli, signore e signori. Sorry for Pluto, welcome. Allora, diciamo che questa sera in realtà è anche un esperimento, anche per quelli che ci seguono da casa. Il vostro sarà un concerto che per tutti gli aspiranti batteristi potrebbe essere una risorsa incredibile, perché voi siete chitarra e basso senza la batteria. Abbiamo perso per strada il batterista, sì. Però non è una cosa di ballate, non è una cosa lenta, è una cosa ritmica. Assolutamente sì. Stasera poi qualcosina l'abbiamo un attimo riarrangiato per ovviare alla mancanza del cuore pulsante. Però che uno può seguirvi da casa, sentire 2 o 3 volte il concerto, impararsi i pezzi, suonarci la batteria. Esatto, se volete suonare sul divano, queste cose. Voi accettate anche batteristi, comunque io lo dico all'inizio perché così uno magari sta già pronto e si prepara. Però effettivamente di questo stiamo parlando, veramente una situazione estremamente, come si dice, cruda, e anche forse un'occasione irripetibile, perché vi abbiamo qui in duo. Con che cosa cominciamo? Con che brano? Cominciamo con una canzone che si intitola Waiting for Nothing. Aspettando per niente. Sì, è una canzone che parla delle gabbie digitali che ci costruiamo e in cui ci rinchiudiamo per sentirci liberi. Va bene, allora Waiting for Nothing, Sorry for Pluto. This was the mask I will put on, like if someone else is giving shit. I defend my controversial freedom to be crazy, blessing my little world. I have been waiting for nothing. I have been waiting for nothing, and nothing finally came. Waiting things to come, I'm sitting on the edge, while everybody's building his own cage. A witness of the fall of what's left of their souls, panicking and gasping, victims of the flow. I have been waiting for nothing, nothing came. I have been waiting for nothing, patiently. I have been waiting for nothing, nothing came. I have been waiting for nothing. But if you're waiting for nothing, you know what you get. It's like you're living in vain. And if you're caring for nothing, you know what
what you get. You've been waiting for nothing. Every time I think it will be easier, and every time I fade away. Drag me down, let me drown, I don't need apologies. Missing opportunities is waiting for nothing. But if you're waiting for nothing, you know what you get. It's like you're living in vain. And if you're caring for nothing, you know what you get. You've been waiting for nothing. Grazie. Waiting for Nothing, questo era il titolo del brano di questo duo che presentiamo questa sera, che si chiama Sorry for Pluto, che insomma io ho scoperto che pensavo fosse degli appassionati di fumetti, fosse una cosa tipo insomma che era il cane di Topolino, invece no, qui c'è dell'astronomia. C'è dell'astronomia blanda, assolutamente. Come tanti sapranno, Plutone qualche anno fa è stato declassato da pianeta, quindi non è più il nono pianeta del nostro sistema solare, ma è semplicemente un corpo celeste perché vari motivi Quindi scientifici. adesso i pianeti del sistema solare sono 8. A questo punto sono 8. Ah. Il nome è nato quasi per casotto. ridere su questo, Anche su questo su concetto. questo hanno fatto un taglio, cioè incredibile, proprio una moda che passava. Costava troppo, il nono pianeta costava troppo gestirlo. Ho capito. Però questo avvenimento, diciamo, mi ha fatto venire in mente una cosa, cioè noi abbiamo, perlomeno la nostra generazione, abbiamo sempre dato per scontato che ci fossero 9 pianeti e quando te ne tolgono uno fa un po' strano. Ma io sinceramente di quanti fossero non me lo ricordo mai, però vabbè, tu dici, erano Qualcuno 9. lo sapeva. Poi era anche number 9, che comunque è un numero particolare, invece adesso è number 8. Number 8, tipo After 8, After il pianeta un po' la così. menta. Esatto, menta e cioccolata, però, perché sono lucicati. E quindi è anche un po' il simbolo di quello che rappresenta un po' anche il fatto di non dar nulla per scontato. Noi, perlomeno io, magari qualcun Di questi altro tempi anche. dici, ormai non si può dar In nulla generale. per scontato. In generale, nulla per scontato. Però non dar nulla per scontato, quindi sorry for Pluto vuol dire mi dispiace per Plutone, quindi peccato che non sia più un pianeta, ma anche da un lato peccato per Plutone, ma dobbiamo andare avanti. Sti cazzi, Fondamentalmente un grande sti Ho cazzi. capito, un grande sti cazzi. Cosmico. Ho capito. Un cosmico. Va bene, e allora la prossima canzone, diciamo, con questa cornice che abbiamo dato, anche un attimo un po' più, perché serve anche a chiarire, entrare un po' più nel progetto, invece come si intitola? La prossima canzone si intitola Remember. Ricorda. Remember. Il testo è ispirato da un film indipendente americano che ho visto qualche tempo fa che si intitola Dave Made a Maze. Dave ha costruito un labirinto. Ed è la storia di questo artista che non è riuscito a realizzare nulla di significativo nella sua vita e preso dalla frustrazione a un certo punto comincia a costruire nel suo salotto un fortino di cartoni, di scatole. Sì. Solo che quando ci entra si rende conto che dentro è enorme e ci si perde. E questo posto è popolato da tutte le sue idiosincrasie, le sue paranoie, ed è alla fine un po' una metafora del processo creativo di quest'artista, in qualche modo. Ho capito, vabbè. Remember, signori e signori, Sorry for Pluto. Lost connection, going deep inside.
Every wall a new obsession. Lost direction. Still no sign of light. Every lie a good intention. How can I get out of this alive? You said around the wrong directions. You know I've been trying for all my life, but I can't find a way out. How can I get out of this alive? You said around the second chances. You know I've been trying for all my life. There's something in the maze I still remember. A secret I keep safe inside the center. What everybody knows, like seasons come and go. There's something in the maze I still remember. Lost connection, digging deep inside. Every step a new temptation. Lost connection, still no sign of life. There are places that smell better. How can I get out of this alive? You say there are no consequences. You know I've been trying for all my life, but it's not getting any better. How can I get out of this alive? You say there are no second chances. You know I've been trying for all my life. There's something in the maze I still remember. A secret I keep safe inside the center. What everybody knows, like seasons come and go. There's something in the maze I still remember. Some things are bigger on the inside. It's taking a long time, but I'm getting there. Just 'cause I'm lost, there's no reason to stop. I'm on my way, but this time I may be late. There's something in the maze I still remember. A secret I keep safe inside the center. What everybody knows, like seasons come and go. There's something in the maze I still remember. There's something in the maze I still remember. There's something in the maze I still remember. Grazie. Sorry for Pluto.
Questa era Remember. Abbiamo, a proposito di cose da ricordare, non possiamo soltanto ricordare che uscirà un EP, ma non sappiamo esattamente quando, ma Remember sarà contenuta nell'EP. Remember sarà contenuta in questo EP che non possiamo neanche dire il nome perché non l'avete ancora deciso. Non c'è neanche ancora un nome, però è un EP work in progress che contiamo di concludere appena possibile, quanto prima, verosimilmente non prima dell'estate. Per non fare promesse che poi tanto non manteniamo. No, abbiamo dei tempi. Sono sempre cose, diciamo, un po' laboriose queste qua, purtroppo, sono cose lunghe. Sì. Poi adesso chissà cosa verrà fuori dopo questo streaming, chissà quanti batteristi potranno sentire, diciamo, i pezzi, magari mandarvi la registrazione, si può mandare, però lì c'è la vostra pagina Facebook ed era lì che volevo arrivare, che è quella lì, Sorry for Pluto. Esatto, bisogna andare lì. Okay. Va bene, adesso la prossima canzone invece come si intitola? La prossima canzone si intitola Thinking of You. Pensando a te. Ed è una canzone sul cambiamento, sul fatto che a volte per cambiare dobbiamo lasciarci indietro delle cose che in qualche modo non vorremmo, ma ci tocca. È chiaro. Allegria, insomma. Thinking of You, questo è, diciamo, il titolo del brano che adesso sentiamo in questa versione estremamente, come ho detto prima, cruda, perché praticamente soltanto chitarra e basso. Da quanto ho capito, per i suoni della chitarra ci hai studiato qualche mese, però adesso sei soddisfatto l'hai sentito prima che parlavi. Ci sono stato un po'. Ci ho studiato un po'. Adesso sono soddisfatto, poi in realtà vediamo. Poi puoi sentire se esce, perché potrei addirittura cambiare roba, ma basta. Vabbè, ma è chiaro che uno poi si fa prendere dalle cose. È un'evoluzione continua. Adesso però siamo sicuri che la prossima canzone sarà un pensiero dedicato, diciamo, a te. Thinking of You. Ma questa è una canzone drop, con la chitarra drop. No, era proprio scordata. Solo che è uno strumento che ha un po' di anni e la cordatura la tiene. Ma quando dico drop, adesso lo spiego tanto per il tempo, perché di solito con la chitarra, lo dico perché Claudio magari, di solito la chitarra è accordata, sai, mi, la, so. Invece puoi fare anche delle cose che accordi re, sol, boom, cioè, e si possono fare. In realtà sono tutti questa è droppata. Questa è droppata. Adesso come fosse un po' drogata, diciamo, un po' drogata sta chitarra, come la sesta corda, solo per fare una cosa proprio. Ecco, è un re. È la stessa della quarta. Quindi allora possiamo dirlo che Thinking of You, adesso lo dico, è un pezzo in re, la tonalità è il re. Perfetto. Lo dico bene, è il re. Maggiore, minore, chi se ne frega. Andiamo, dai. Buonanotte. Thinking of You. I was driving away, thinking I would not look back to the life I was living. By the time I got there, I thought I would understand, but the things were getting worse. Feel your presence under my skin. I decided I would keep it till the day I will release it. Feel the monsters under my bed, but they'll never take away all the times I was thinking of you. I was trying to believe it was true, but the last time I fell in love, I wasn't thinking of you. I was looking for a way to forget and be okay, but I knew what I was missing. By the time I got there, I thought I would understand, but the things were getting worse. Feel your presence under my skin. I decided I will keep it till the day I will release it. Feel the monsters under my bed, but they'll never take away all the times I was thinking of you. I was trying to believe it was true, but the last time I fell in love, I wasn't thinking of you. You're my primordial fire.
the one I desire. You're something I can't get away. Still I was thinking of you. By the time I was thinking of you, I was trying to believe it was true. But the last time I fell in love, I wasn't thinking of you. I wasn't thinking of you. Grazie. Thinking of You, questa era Thinking of You, un brano che probabilmente sarà incluso in questo EP che non sappiamo. No, è un questo pezzo non di si più sa. recente scrittura. Questo deve ancora maturare un po'. Diciamo. No, in realtà il discorso è che l'EP l'abbiamo già iniziato a registrare. Alcune parti sono già completate e quindi diciamo, i pezzi che stanno sull'EP sappiamo già quali sono. Sono quelli già stagionati, diciamo. Sono quelli già alcuni stagionati. quelli più stagionati, in realtà ce ne sono anche un paio di più recenti, però nel frattempo la scrittura è andata avanti e questo Thinking of You è uno dei brani più recenti che abbiamo e non sarà sull'EP però. Quindi vuol dire un buon segnale, perché quando uno comincia a registrare poi gliene vengono in mente altri. Sì, c'è tantissimo materiale. Si è aperta, diciamo, la situazione. Va bene, e noi stiamo facendo una carrellata, quindi tra queste vostre composizioni, la prossima di che cosa parla? È un brano d'amore? No. Ma alla fine sono tutti brani d'amore. Sono tutti brani. Si può limonare su tutti i brani. No, la prossima canzone si intitola The Worst. Il peggio. Il peggio. È una canzone sulla resilienza, sulla capacità di prendere mazzate ma rialzarsi lo stesso e andare avanti con dignità. The Worst, il peggio, insomma, che adesso diciamo cantata oggi, diciamo, suona abbastanza attuale. Anche questa è una canzone Dropped che adesso ti lasciamo fare, perché chiaramente non è che c'è il pulsantino come sulle tastiere che puoi schiacciare e quella diventa tutto uguale, però adesso piano piano noi la facciamo. Io nel frattempo posso ricordare appunto il nome Sorry for Pluto, che è una questione di pianeti, ma adesso torniamo invece direttamente a quello che stavi dicendo tu, che era già The Worst. The Worst. After the fire, after the rain, after an inevitable pain, after the nightmares, after the fear, after all that running you got here. Get ready for the worst, but in the meantime, try to be the best version of you. After a few tears, after a couple of words, the same old things are stranger than before. When you look in the mirror, the image you see is something that was never meant to be. Get ready for the worst, but in the meantime, try to be the best version of you.
Get ready for the worst. But in the meantime, try to be the best version of you. Can't you see the blinding evidence? It's right in front of your face. I've been chasing all my demons till today. Did you come to get an answer? Did you come here just to blame? Your opinion doesn't matter anyway. Get ready for the worst. But in the meantime, try to be the best version of you. Get ready for the worst. But in the meantime, try to be the best version of you. Grazie, grazie mille. Sorry for Pluto, diciamo noi, quindi siamo adesso aspettiamo quest'estate, al massimo uscirà questo EP che speriamo quindi di rivedervi presto, magari saremo in piazza, insomma, di potervi sentire chissà in che situazione. E allora, con che brano volete salutare il pubblico qui del Lab, che ci ascolta anche sul canale di streaming in corto corto? Allora, salutiamo il pubblico del Lab e gli amici da casa, che è una cosa che ho sempre sognato di dire. Gli amici da casa. Fa molto Mike Buongiorno, con un brano che si intitola Run Away With Me. Run Away With Me. Scappa con me, corri via con me. Corri via con me. È un brano molto scanzonato. Run Away With Me. Allora, con questo Run Away With Me, signore e signori, ringraziamo Stefano e Fulvio, ovvero Sorry for Pluto, di essere intervenuti questa sera qui al salotto, e Run Away With Me, questo qui è The Last Song of the Sorry for Pluto. Esatto. The pen is on the table. The pen is on the table, guys. Adesso, esatto, non è che potrà finire, anche lui deve fare drop, perché questa cosa qua del drop si può fare anche sul basso, diciamo, tutti gli strumenti. È chiaro, un pezzo in re devi fare anche tu sta cosa qua. Ma perché la vita non deve essere facile per forza. No, ma è più facile poi da suonare, e lo strumento, diciamo, suona meglio, perché uno dice perché fa queste cose droppate, sono cose che servono, lo spiego così, per quelli. E quindi adesso devi accordare, meno male che ci sono questi accordatori adesso digitali che hanno l'unico difetto che la pila si può scaricare nel momento migliore. Quello lo so che succede tutto quando, però stasera siamo stati fortunati, è già successo, però stasera non è successo, ma se fosse successo stasera tanto quattro cazzate che dicevo io, quindi non era un problema. Ma andiamo avanti. Questa è Runaway for Me, signori e signori, Song for Pluto, Sorry for Pluto, perdono, sono andato. Better don't be late this time. Get ready for another ride. You better don't be shy. Come with me. You know there are no rules in here. No matter what's your fantasy, it might as well get real. Run away with me. Come on, run away with me, baby. Run away with me. You'd better run away with me this time, baby.
before it is too late to fly, before we waste another night. Don't let your lips get dry. Come with me. You know there are no rules in here. No matter what's in your fantasy, it might as well get real. Run away with me. Come on, run away with me, baby. Run away with me. You better run away with me. This time I have my reasons for not letting you in. Sometimes I'm better on my own. Next time, maybe tomorrow, maybe someday night. Hold tight while you get ready for another ride. Run away with me. Come on, run away with me, baby. Run away with me. You better run away with me. Run away with me. Come on, run away with me, baby. Run away with me. You better run away with me. This time I had my reasons for not letting you in. Grazie. Sorry for Pluto, grazie mille, veramente thank you very much. Grazie a te. Un arrivederci, a prestissimo quando ci sarà insomma l'EP. Adesso facciamo un brevissimo cambio palco e poi tra qualche istante avremo qui l'atleta. A frappè.